Buongiorno, oggi faccio i struffoli. Pigliate carta e penne perché questa è sempre la ricetta del nonno Vicenzino. Vorranno mezzo chilo di farina, 4 uova, 100 g di zucchero, 100 g di burro morbido, un arancio grattugiato e un limone grattugiato e un bicchierino di liquore all'anice. Aggiungete anche un pizzico di sale e mezza bustina di lievito pane angeli. Fate un bel pertuso al centro della farina, aggiungete zucchero, limone grattugiato, sale, il lievito, le uova e il burro morbido. Ecco qua, e iniziate a mescolare belle belle. Si è formata una palla così, alla numera palla, di questa consistenza. La mettete in una pellicola e la fate riposare una mezz'oretta. Adesso è arrivato il momento di friggere. Mettete a scaldare l'olio. Si riscalda l'olio, abbiate a stendere la pasta così, perché ho fatto tanti piccoli panetti, vedete? Panetti, fate un serpentello lungo e lo stendete così, a sta Sicilia. Tagliate in tanti piccoli pezzettini, faremo piccoli piccoli. Adesso li immergiamo nell'olio. Caramellare 2 cucchiai di zucchero e 150 g di miele. Adesso prendete tutti gli struffoli e li inserite nel miele e zucchero. Non vi scordate di pulire. Lo struffolo è faticato, però chi lo fate in casa è una specialità.